Siamo qui in tanti oggi davanti al municipio per farci sentire, per far capire all'amministrazione comunale che questo progetto non bisogna farlo. Noi vorremmo che la stazione rimanesse uno spazio pubblico a disposizione di tutti, che non diventi una speculazione del privato. In circa 300 si sono presentati stamattina davanti al municipio di Cortina per seguire l'attesa discussione sulla riqualificazione dell'area ex stazione. Se ne parla dal 2017, un controverso progetto di finanza ostico nel suo iter e nella sua preparazione, mal digerito anche da buona parte della popolazione che non ci sta a vedere privatizzata un'area centrale e strategica per Cortina. Siamo di fronte alla più grande speculazione edilizia che mai si è vista negli ultimi decenni a Cortina d'Ampezzo, afferma Marina Menardi, presidente del Comitato Civico di Cortina. Il progetto si traduce in un do ut des senza flussi economici. L'amministrazione concede suolo pubblico, cioè il riconoscimento di diritti edificatori ai privati per la realizzazione di nuovi volumi residenziali, commerciali e alberghieri, in cambio della ristrutturazione di alcuni edifici, non tutti per la verità, che si affacciano nell'area dell'ex stazione. Stamattina il Consiglio Comunale era chiamato ad approvare la variante per l'inserimento della scheda alberghiera al posto di un supermercato. La delibera è passata a maggioranza col voto contrario di Roberta De Zanna e Roberto Pompanin e ora servirà un passaggio in provincia. Ma sul contestato progetto pendono 2 ricorsi al TAR che non si è ancora espresso e un terzo che potrebbe aggiungersi all'elenco. L'area venne acquisita dal Comune di Cortina nel 1987 con la permuta dei terreni del piazzale Revisana e un vincolo del demanio. Quella che si prospetta è un'operazione da circa 98 milioni di euro a fronte di un controvalore di diritti edificatori pari a poco più di 24 milioni di euro.